Gusti, colori e suoni hanno caratterizzato la seconda edizione di I Comuni in Fiera, 50 occasioni per vivere il Polesine, organizzata dalla provincia di Rovigo. Durante la manifestazione, svoltasi domenica 30 settembre, una lunga fila di stand si è snodata per il Corso del Popolo a Rovigo, riempitosi di gente che non ha mancato di degustare i prodotti tipici polesani: bruschetta con aglio, pinzin fritti, bigole al torchio, sarde in saor, storione, risotto con asparagi o con funghi o con zucca, baccalà polesano, vino amaro palladio e tanto altro. L'evento, infatti, ha permesso di conoscere le realtà paesaggistiche, economiche e sociali che connotano il territorio del Rodigino attraverso la presenza di aziende e ditte di 32 comuni polesani e 15 pro loco. Durante l'inaugurazione, che si è svolta alla mattina con la presenza delle autorità provinciali, dei sindaci e degli enti finanziatori dell'evento, sono stati consegnati gli attestati alle aziende partecipanti. La manifestazione ha visto anche l'esibizione degli sbandieratori di Guarda Veneta e lo spettacolo della banda musicale Alto Polesine. È stata una bella occasione per mettere in mostra i gioielli che caratterizzano e contraddistinguono il Polesine, le numerose specificità della provincia di Rovigo, che connotano l'identità di un territorio che emerge dai due fiumi più grandi d'Italia, il Po e l'Adige. Soprattutto in questa fase di riordino delle province, le ricchezze naturali, storiche, culturali ed economiche rappresentano un territorio da salvaguardare nella sua individualità territoriale, mettendo in discussione la cancellazione della provincia di Rovigo, prevista dalla legge numero 135 del 2012.